Apre il cantiere per il recupero della scuola Gabelli di Belluno, chiusa da 10 anni. Lunedì la consegna dei lavori al pool di imprese che si sono aggiudicate l'appalto per oltre 6 milioni di euro. A far suonare il primo campanello d'allarme il 18 ottobre del 2007 lo sfondellamento del solaio di copertura, pericoloso certo, ma che non modificava minimamente la capacità statica della struttura. Vennero fatti interventi urgenti e la scuola poté riaprire i battenti. A fine anno scolastico 2009 un secondo crollo e il timore che questo generasse malessere fra i genitori fece decidere per una chiusura ipso facto di tutta la scuola, della palestra e del giardino. La chiusura del 2009 solleva molte perplessità, anche perché si era già avviato un percorso di recupero. Quello che è accaduto è stato un male, perché chiudere questa scuola ha significato per anni lasciarla abbandonata all'incuria, con infiltrazioni da un tetto che non era stato sottoposto a un completo rifacimento dell'impermeabilizzazione, quindi certamente un degrado che costerà molto oggi alla città di Belluno. Un percorso irto di ostacoli oltremodo lungo, costato complessivamente qualcosa come 10 milioni di euro. Marco Rossato è un ingegnere strutturista, ma prima ancora è stato genitore di bimbi che hanno frequentato la storica scuola della città e per questo è stato promotore dell'Associazione Cittadini per il recupero delle Gabelli, di cui è presidente. L'avvio dei lavori è stato accolto con soddisfazione. Dà un senso al lavoro, alla passione, all'impegno dei soci della nostra associazione, ma anche di tutte le associazioni che in questi 10 anni hanno fatto con noi a riallacciare, perché questo è il problema per cui noi siamo nati come associazione, quel legame che oggi rilega i cittadini di questa città di Belluno con la storia della scuola Gabelli e di Pierina Moranga. La tappa finale sarà l'ultimazione, collaudo, la restituzione dell'edificio alla scuola Gabelli che nel 2014, unica scuola in Italia, è stata inserita dal FAI nell'elenco dei luoghi del cuore. Quello che a noi interessa in realtà è che questa torni a essere la scuola cittadina di Pierina Moranga, quella che negli anni 40, 50, 60 era la scuola che faceva scuola non solo in Italia ma anche fuori d'Italia. L'auspicio dell'associazione è che in futuro la Gabelli torni ad essere una scuola di innovazione, ricerca e formazione, nel segno dell'esperienza pedagogica ed educativa di Pierina Moranga.